Oggi parliamo di una Silene vulgaris o schioppettino o buboli o stregoli a secondo delle zone dove ci si trova. Diciamo che propriamente noi, specialmente in Friuli, ma penso in tutte le zone verso il mare, e mi capita spesso quando si parla con amici o varie conferenze, qualcuno ti dice: ah, sa, ho raccolto questo, noi in friulano schioppetin, ne ho raccolto ma ho dovuto buttare via tutto, no? Amaro, impossibile mangiarlo. E ho detto, mi viene da dire, cioè, è la conoscenza che vi frega. Cioè, se non conoscete, siete fregati. Difatti, verso il mare troviamo una varietà longifoglia, cioè la foglia lunga doppiamente a questa, è più stretta, e la pianta è molto amara. Dunque, dopo raccolta, cucinata, fatto risotto, va tutto nel bidone perché è impossibile mangiarla. Questo è un po' naturale nelle piante marittime cariche di salso, ma se si ha l'accortezza di buttare via una prima acqua, riusciamo a recuperarla. Abbiamo questa qua, anche le puntarelle crude si possono mangiare. Questo è il Silene vulgaris, quello che noi vediamo adesso. Poi ne abbiamo diverse altre varietà, tutte commestibili più o meno. Una poi specialmente è, se vogliamo dire, 5 volte 10 più grande di questa, proprio bella grande, e la Silene latifoglia non viene raccolta, purtroppo non viene riconosciuta dalle persone, peccato, perché ci starebbe molto meno a raccoglierla. Dunque la pianta si presta benissimo per fare risotti. Cosa consiglio io di tutte le erbe spontanee che troviamo perché il risotto diventi buono? Bisogna farla bollire nell'acqua salata. Tutte le erbe vanno bollite in acqua salata e viene anche qua spontaneo dalle persone a dire ma quando cuciniamo nell'acqua tutte le proprietà se ne vanno. Ma se noi la mettiamo un minuto solo, appena prende il bollore, la scoliamo e poi quest'acqua la teniamo, perché lì le proprietà buone, il gusto ed il colore per il futuro risotto. Faremo un soffritto semplicissimo di cipolla, l'erba la mettiamo dentro a metà cottura, lavoriamo con la sua acqua di cottura, un po' di dado vegetale e il risotto sarà una meraviglia, di un colore meraviglioso. Non disdegna le zuppe, benissimo, è una cosa veramente eccezionale e chiamiamolo, per capire tutti, il pasticcio al forno, le lasagne, no? Anche chiamate. Arrivederci.